questa settimana, pur avendo 2 parametri su 3 da zona gialla, ancora non vedono il Veneto in zona gialla. Quindi siamo appesi al filo dell'occupazione in area medica, nell'area non critica. Il Veneto resta bianco grazie ad un indicatore su 3, quello dei posti letto occupati in area non critica. Siamo all'8%, la soglia per il passaggio di zona è il 15%. Gli altri 2, occupazione della terapia intensive, già al 10%, e l'incidenza settimanale con 317 contagi ogni 100.000 abitanti, la soglia è 150, proiettano il Veneto in zona gialla. A giallo avremo le mascherine obbligatorie anche all'aperto, riduzione a 4 i posti al tavolo del ristorante, riduzione al 50% di capienza, cinema, teatri, quello che è. E poi ci sono gli ospedali, sempre più in sofferenza. Tra ieri e oggi sono state ricoverate 25 persone per Covid, 10 sono in terapia intensiva. Numeri che restano sotto controllo perché in regione è stata appena toccata la soglia dell'86% di persone vaccinate. In questo schema l'incidenza del contagio e dei ricoveri tra vaccinati e non, divisi per fasce d'età. La colonna rossa sono pazienti non vaccinati. Di sentirmi raccontare del grafene, dei microchip, della sterilità e altre robe, vabbè, tutto ciò premesso, mi volete dire come si svuotano gli ospedali? Noi abbiamo quasi 700 persone in ospedale e non venitemi a dire che basta curarli a casa. Ecco i numeri, il 5% dei positivi è finito in ospedale. Rapportati, secondo un calcolo del presidente ai medici di base, sono 8 pazienti su 1500 di media per medico. Dovete pensare che dentro l'ospedale si sta consumando una battaglia che adesso ha già iniziato a togliere letti a persone che hanno diritto ad essere curate per altre patologie, perché li dobbiamo dedicare a queste patologie. E non ci venite a dire ma dovevate programmarvi, questi sono i numeri. Il dato confortante è che delle 43.000 dosi effettuate di vaccino ieri, 2.900 sono prime dosi. È più che raddoppiato il numero di prime dosi. Forse qualcosa sta cambiando. La Regione intanto valuta la riapertura di alcuni dei 7 ospedali Covid se la curva non dovesse invertire la tendenza. Intanto il generale Figliuolo è pronto ad inviare squadre di rinforzo di militari a Padova per i tamponi nelle scuole. Il Veneto si avvicina al triste numero dei 12.000 morti dall'inizio dell'epidemia, un numero che resta però fortunatamente inferiore a quello delle altre regioni, grazie al numero di tamponi effettuati 130.000 al giorno e al contact tracing che ha raggiunto quota 90% di persone intercettate.